Nove è il cuore della ceramica in Veneto. E quante aziende stanno operando in questo momento? In questo momento stanno operando 140 aziende a livello regionale con 800 addetti. A livello provinciale andiamo, con sicurezza non lo so, ma andiamo tra i 40 e i 50. Aveva 27 anni Maria Teresa Maroso quando fu introdotta dal marito nel mondo della ceramica. In Veneto il tessuto è ricco di microimprese che dopo il boom degli anni 70-80 hanno saputo adattarsi alle esigenze del mercato grazie alla loro flessibilità. Questa è una delle peculiarità che le nostre aziende hanno e questo è uno dei motivi per cui siamo riusciti a rimanere ancora nel mercato. Microaziende con una media in Veneto di 4,5 dipendenti, le aziende della ceramica, a cui serve personale che si cimenti nelle varie lavorazioni e con spirito imprenditoriale in grado di garantire il ricambio generazionale. Abbiamo iniziato in 4 metri quadrati per poi piano piano con gli anni camminare e andare verso a una piccola attività che oggi è composta da 8 persone. E dove porta i suoi pezzi, che sono pezzi artistici? Diciamo che le richieste dei nostri clienti sono con marchi piuttosto importanti che partono e vanno dappertutto, cominciando da Francia, Spagna, America e anche in Sud America, quindi abbiamo un ampio mercato dove i nostri prodotti o i prodotti commissionati sono richiesti e prodotti da noi. C'è un pezzo che ha nel cuore, signora. Assolutamente sì. Io purtroppo amo tantissimo fare i centrotavola, a me rimane questo, rimane tantissimo nei miei occhi anche le anfore che si facevano un tempo, che possiamo dare un vestito diverso, quindi metterle anche nella condizione di essere utilizzate oggi, ma questo sta sempre al desiderio di chi acquista questi pezzi.